Ciao ragazzi, voi non avete idea di quante storie l'Adige, che è lì dietro, possa raccontare. E oggi io voglio parlarvi di quella della cuoca e del contadino, di Cinzia e di Antonio. Andiamo! Contadino e io una cuoca e dovevamo trovare un modo per fare un gemellaggio e qua tutto da inventarsi. Quindi lui ti forniva la materia prima, te la fornisce ancora? Certo, siamo nati come azienda agricola, lui ha continuato a fare il suo lavoro, però giustamente si è adeguato a quelle che erano le mie richieste, che erano quelle della cucina. Però tu hai portato questa ventata innovativa, prima era solo un'azienda di allevamento e di campagna. Esatto, si andava al mercato con la frutta e la verdura e poi, a parte che a quel tempo anche la frutta e la verdura non era più così facile venderla, bisognava trovare un modo alternativo di avere reddito. Quindi oltre che per passione l'abbiamo fatto anche un po' per necessità, diciamo, ecco. Insomma Antonio, pensi che a te? Sì, diciamo che abbiamo cercato di fare di occasione virtù. Diciamo, lei aveva una gran passione per la cucina, dovevamo capire come, diciamo, riscrivere la nostra azienda agricola, c'erano da fare delle nuove considerazioni e abbiamo scelto la strada dell'agriturismo. Era iniziato il discorso delle leggi di orientamento, quelle nuove cose, e noi avevamo un'azienda che si prestava, o facevamo il salto di qualità di diventare grossi produttori di frutta e verdura, oppure facevamo dal produttore al consumatore. Abbiamo scelto la strada che, diciamo, riusciva a coniugare tutta la famiglia, diciamo. Arrivare in questo agriturismo può essere un'esperienza simpatica e salutare, perché potete arrivarci dalla pista ciclabile che fiancheggia l'Adige, qui veramente a pochissime centinaia di metri di distanza. Ed è una pista ciclabile veramente bella, ben curata anche grazie all'opera di Carlo. Chilometri e chilometri in mezzo alla campagna per godere dell'aria aperta e fare di questo agriturismo un punto di sosta ma anche un punto di arrivo. E quando arriverete qui allora sì conoscerete la storia di due destini che si sono incrociati. Quello è il destino di Cinzia, appassionata di cucina, e il destino di Carlo, che invece ha sempre avuto la terra nel sangue. E la terra, per l'appunto, è diventata il loro trait d'union, perché Cinzia trasforma i sapori che Carlo produce coltivando la terra. Ma nel fare questo Cinzia mette anche dell'altro. Mette la sua inventiva, lei è un agri-chef, e mette anche quei piccoli segreti e ricordi di famiglia ereditati da lontano. Io ho notato che tu hai la passione di mettere via tante cose, conservarle. Questo è un insegnamento che ti arriva da lontano o l'hai imparato tu? Allora, diciamo che comunque una volta si faceva perché c'era bisogno di mettere via la roba per l'inverno, perché poi quando hai tanta verdura e frutta d'estate non sai cosa farne, la mettevi via per tradizione. Poi con l'agriturismo la quantità è diventata maggiore, per cui era anche una necessità, non puoi buttare via sempre quello che avanzi. E quindi un po' per filosofia, una volta fatto il fine settimana, il lunedì tutto quello che non è stato consumato viene trasformato e messo in vaso. È economia circolare questa. Certo. E poi c'è l'attività agricola, il DNA di Antonio, perché è quello il mondo da cui lui arriva. E fino a 30 anni fa era ancora un mondo tradizionale, basato sui canoni, sui retaggi tipici dell'agricoltura dell'epoca, ma loro sono stati tra i pionieri dell'agriturismo, sono stati tra i primi, circa 20 anni fa, ad aprire le porte di casa. Però lui, l'agricoltore, ha sempre continuato a farlo, ma anche in quell'ambito ha conosciuto la sua attività una forte evoluzione, basata sulla modernizzazione, ma anche sul rispetto ambientale, che anzi è cresciuto. E prova ne sia lo sfalcio degli argini per diversi chilometri che è di sua competenza.
sfalcio da cui trae il fieno che poi viene utilizzato per dar da mangiare agli animali. Abbiamo fondato la nostra azienda agricola sull'Adige perché noi abbiamo sempre coltivato gli argini, era una parte preponderante della nostra azienda. Noi con l'argine abbiamo raccolto il fieno che davamo alle nostre bestie E lo fate ancora, no? Noi lo facciamo ancora, diciamo, fa parte della tradizione. La tradizione è una nostra economia, tra virgolette, un'economia che si sta un po' scomparendo perché si stanno sempre restringendo più i margini, però diciamo è la nostra economia legata alla nostra azienda, insomma. Quanto è cambiato il tuo modo di fare agricoltura? Non è cambiato perché io ho continuato a fare l'agricoltore, abbiamo sempre cercato di tenere le aziende agricole vitali, anche nei vari processi che abbiamo fatto strada facendo come agriturismo, perché noi siamo partiti come ristorazione, poi abbiamo fatto gli alloggi, poi abbiamo fatto le attività didattica, abbiamo fatto le fattorie sociali, però sempre nel contesto di un'azienda agricola vitale. Questa zona qui, la Bassa Veronese, che cosa ha da dare? Quali sono i principi, i valori, che sono gli stimoli che può trasmettere per essere visitata? Ma diciamo che ci sono tantissimi turisti, ma soprattutto stranieri, che ce l'hanno proprio come cultura quella delle vie dei fiumi. E noi ce l'abbiamo proprio qui dietro l'agriturismo. Sei sceso tu prima dalla ciclabile dell'Adige. È bellissimo da vedere l'ambiente, la flora, la fauna, e proprio i turisti stranieri amano questo tipo di turismo, ma c'è un sacco di gente che arriva e la cosa fantastica è proprio che questi turisti stranieri hanno creato la guida dei fiumi, la guida dei nostri fiumi. L'ha fatta loro? L'hanno fatta loro per primi. È una cosa curiosa perché loro ci credono ancora prima di noi. Io non avrei mai pensato di questa pista ciclabile che parte da Verona, che potrebbe andare direttamente a Venezia, quindi 2 città d'arte mondiali, con 2 aeroporti, con tutte quante le infrastrutture, che potrebbe essere un volano magnifico sia per noi, diciamo, che facciamo turismo, ma anche per tutto l'interland dei vari artigiani, quant'altro, insomma. Insomma, l'agricoltura che si fa accoglienza a tutti i livelli, con le camere, con l'ospitalità, ma prima di tutto con i buoni sapori che qui non sono mai venuti meno. E tutto grazie all'ingrediente segreto, ovvero la loro passione, che in 20 anni non ha mai avuto cedimenti, anzi è stata proprio la loro forza di volontà, a volte anche la cocciutaggine, a far crescere l'azienda che adesso oggi è diventato uno dei punti di riferimento dell'agriturismo della pianura veronese, facendo parte oltretutto di un'associazione che vi farò conoscere nei prossimi video e che accoglie al suo interno altre strutture ricettive. Ma quindi adesso abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo visto la giardiniera, abbiamo visto questa e quell'altra, ma ciccia niente? Sì, laghe. Cosa c'è in questa grigliata? C'è un po' la classica grigliata della nonna, con, diciamo, le 2 tipi di salamella, quella salamella tradizionale, quella classica che si vede sempre, e il sanguinaccio, e la saltimbronza, che sarebbe la parte più sanguigna del maiale, perché come si ricordano bene tutti, non si butta via niente del maiale. Poi Questa è cultura contadina, Antonio. Esatto, che c'è la tradizione, che ci hanno mandato avanti i nostri genitori, i nostri nonni, la tradizione. Infatti per me è la parte migliore questa. C'è ancora la curiosità di cercarli questi sapori antichi? C'è chi li chiede? Sì, li chiede, dopo magari su certi prodotti bisogna spiegarli un po' di più, bisogna farli assaggiare, ma quando li assaggiano li apprezzano. Per voi lo sentite quasi un dovere quello di andarli a pescare questi sapori? Appartengono alla vostra storia? Sì, appartengono alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro modo di fare anche. Diciamo che è anche una gioia poterli trasmettere e anche degustarli, insomma. Pancetta e costine invece sono un po' un simbolo classico, no? Sì, sono un simbolo classico, fanno parte di quella della tradizione. Noi anche, oltre, adesso andrà a prenderla Matteo, oltre alle costine di maiale, siccome anche del manzo bisogna valorizzare un po' tutta la carne, e secondo me
è una parte molto buona dei crostini di manzo. Adesso Matteo andrà a prendere e metteremo a cucinare, che hanno la loro piccola parte di nervetto, hanno una piccola parte di grasso e la carne. Con l'osso, diciamo i nostri nonni dicevano che la carne buona è vicino all'osso, invece c'è anche l'osso e diciamo, secondo me fa un prodotto che è di alta qualità.